Gli scuri sono chiusi e attorno alla casa di Renato Berta e Licia Zambon regna un silenzio irreale in una zona di Venezia lontanissima dalla confusione di queste affollate giornate pasquali. Il giorno dopo la tragedia, allo sgomento si unisce il dolore per un dramma che qui a Castello non si aspettava nessuno. Lei, 81 anni, non c'è più, uccisa con un coltello. Lui, 85enne, ricoverato in ospedale dopo aver ingerito diversi psicofarmaci. Sulla porta d'ingresso del loro appartamento quel cartello «Non entrate, chiamare la polizia», letto al suo arrivo dalla badante che ha lanciato l'allarme. Nelle parole di una vicina di casa che li conosceva da tanti anni e che ha chiesto di non essere ripresa, lo smarrimento della tragedia appena vissuta in questa palazzina. Quando è l'ultima volta che li ha visti? Il giorno prima, Dove li ha visti? a casa sua. Ci E manca che niente. aria... Normalissima, normalissima. Normalissima, non c'era nessun presagio che potesse succedere una tragedia del genere. Cioè, qui siamo tutti sconvolti. Tutti. Renato e Licia sono descritti come persone discrete e gentili, una famiglia presente, un quadro come ce ne sono tanti. Poco tempo fa, prima che lui si facesse male di nuovo, che cadesse, loro uscivano a fare la spesa a braccetto, uscivano insieme a fare la spesa. E sai, uno dice guarda che carini, no? Due vecchietti che vanno a fare la spesa insieme, per cui non so. Sa solo chi in quel momento purtroppo ci sono secondi, non so, minuti che il cervello probabilmente non ragiona più e succedono le tragedie e noi siamo tutti sconvolti perché niente presagiva un epilogo del genere, sinceramente. Impressionante.